Euroregione.news. Il nuovo palazzo a Udine della Fondazione Friuli. Dopo appena 2 anni dalla presentazione del progetto e in occasione del suo 32esimo compleanno, la Fondazione Friuli ha inaugurato la sua nuova sede a Udine, in via Gemona, nel ristrutturato edificio che un tempo ospitava la tesoreria della Banca d'Italia e che ora rinasce in tutto il suo splendore architettonico e artistico con il nome di Palazzo Antonini Stringer. L'idea di restituire un palazzo storico alla città di Udine parte da lontano e oggi trova concretezza, ha commentato il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini. Dinanzi ad una folta platea di autorità civili e militari, presenti oltre 50 amministratori che hanno partecipato nel tempo alla vita della Fondazione, Morandini ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato affinché la restituzione di questo patrimonio alla città si compisse nei tempi prestabiliti. A questa meta si aggiungeranno nel 2024 la ristrutturazione di altri 2 palazzi storici, la sede pordenonese della Fondazione Friuli e quella dell'ex sede della Fondazione Friuli a Udine, in via Manin, che diventerà studentato universitario di ultima generazione. Un palazzo storico fruibile e funzionale, quello appena inaugurato, con attenzione e rispetto per il recupero degli elementi artistici, compreso il suo giardino storico che presto verrà inaugurato, ha precisato il sindaco di Udine Felice De Toni, anche come passaggio pedonale pubblico tra Piazza Primo Maggio e il centro storico, in virtù di un accordo della Fondazione Friuli con l'università e il comune di Udine. Il palazzo della Fondazione è un esempio, ha aggiunto il sindaco, di come la cooperazione tra pubblico e privato può generare valore ancora meglio della competizione. Il rettore dell'Università Friulana, Roberto Pinton, ha voluto ricordare Attilio Maseri, generoso donatore dell'adiacente palazzo progettato dal Palladio, ora sede del rettorato, anch'esso abitato in passato dalla Banca d'Italia. A tratteggiare la figura di Bonaldo Stringer, politico ed economista italiano nato a Udine nel 1854, accademico in materie finanziarie, dirigente ministeriale, deputato e ministro del Tesoro e primo governatore della Banca d'Italia, che resse per 30 anni, è stato Andrea Brandolini in rappresentanza della Banca d'Italia. Il vice sindaco di Pordenone, Alberto Parigi, portando i saluti del sindaco Alessandro Ciriani, ha espresso gratitudine per i progetti della Fondazione Friuli nella destra tagliamento, in particolare quelli rivolti ai giovani, e alludendo al grado di attivo coinvolgimento della Fondazione, Parigi ha detto che c'è differenza tra l'essere sponsor e partner. Il presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio, l'ACRI, Francesco Profumo, ha invece sintetizzato le tappe che hanno portato alla nascita delle fondazioni di origine bancaria e di come, soprattutto nell'ultimo decennio, siano diventate agenti di sviluppo sostenibile, non solamente erogatrici di finanziamenti, ma soggetti attivi nella coprogettazione e co-realizzazione di iniziative culturali e sociali. Questo palazzo, ha aggiunto Profumo, è la risultante di un percorso esemplare che rappresenta la capacità di progettare per il territorio. Io ho veramente molto apprezzato il progetto perché come le fondazioni sanno fare, la Fondazione ha operato non solo come soggetto finanziatore, in fondo poteva stanziare le risorse per fare la ristrutturazione e finirla lì. La Fondazione invece è stata molto brava, veramente, il suo presidente, il suo consiglio generale, il suo comitato di gestione, perché hanno agito come fondazione ibrida. Da una parte hanno messo a disposizione le risorse, ma dall'altra parte hanno messo insieme una operatività della Fondazione che ha accompagnato sia in coprogettazione che nella fase di co-realizzazione tutte le attività che hanno consentito in un tempo veramente brevissimo, 18 mesi, di realizzare un'opera che se lo avesse fatto solo il pubblico probabilmente non avrebbe avuto la stessa capacità sia di realizzazione ma anche la stessa tempistica. Pertanto le fondazioni, e in particolare le fondazioni di ottimo livello come la Fondazione Friuli, sono veramente degli attori che sono attori privati, che lavorano sempre in sussidiarietà con attori pubblici, pensiamo al comune, pensiamo all'università, pensiamo alla regione, ma nello stesso tempo agiscono con tutte quelle caratteristiche che sono
date dalle loro esperienze. In questo caso hanno fatto prima il progetto sociale di quello che sarebbe stata questa nuova sede per loro, che è certamente la sede della fondazione, ma è anche un museo, è anche un luogo di incontro, è anche sempre di più un luogo di discussione e di messa sempre al centro dei temi sia della città che anche di livello più largo. Quindi credo che la Fondazione in questo caso abbia fatto un progetto veramente rotondo, entro il quale ha portato tutte le esperienze che sono parte di questi 30 anni della Fondazione stessa, e quindi un territorio come quello della città di Udine certamente ne avrà un gran beneficio. Quindi grazie per essere stato invitato e per aver avuto l'opportunità di toccare con mano come un progetto di questa dimensione non sia rimasto solo sui rendering, ma sia diventato prima un cantiere e poi una realizzazione. Delle due principali virtù friulane, il lavoro e la solidarietà, ha parlato l'assessore regionale Barbara Zilli, identificative di una comunità che ha saputo riscattarsi dopo il terremoto del 76 e che oggi mi permette, ha detto la Zilli, di consegnare la più ricca manovra di bilancio della storia della regione, frutto della sua autonomia. Sul rapporto tra Regione e Fondazione Friuli, l'assessore lo ha rimarcato come importante e virtuoso rispetto alle politiche regionali che si mettono in campo. Una nuova sede maestosa, mi permetto di dire, che si affaccia e abbraccia la città di Udine con lo spirito appunto della Fondazione Friuli, dove impegno, lavoro e solidarietà sono i collanti per la buona riuscita di tutte le iniziative. Come amministrazione regionale noi abbiamo sempre lavorato benissimo con la Fondazione Friuli, ringrazio per la prontezza di azione il suo presidente Giuseppe Morandini e attraverso lui tutti i collaboratori, oltre che il Consiglio di amministrazione. Sono convinta che questo tipo di collaborazioni siano virtuose e servano molto non soltanto al settore sociale ma anche alle nostre imprese che si riconoscono in questi valori. Le origini del palazzo, che ora diventa sede di rappresentanza della Fondazione Friuli, nonché spazio espositivo del suo patrimonio artistico, risalgono al tardo XVI secolo e costituiva un ampliamento della vicina residenza nobiliare progettata dal celebre architetto Palladio per la famiglia Antonini, originaria di Amaro, in Carnia. La Banca d'Italia ne divenne proprietaria nel 1899. Nel 2009, e dopo 110 anni di utilizzo, l'istituto ha chiuso i propri uffici e ha messo in vendita l'immobile. I portoni sono rimasti chiusi fino al 2020, quando l'Università di Udine lo ha acquistato, cedendolo prima in comodato e poi in proprietà alla Fondazione Friuli. Il cantiere ha interessato in maniera radicale tutti i 3.500 metri quadrati distribuiti su 4 livelli, riportando alla luce e valorizzando gli elementi dei vari stili che si sono succeduti nei secoli, dagli stucchi barocchi del Settecento all'imponente scalinata in marmo degli anni 20 del secolo scorso, costo dell'investimento 6 milioni di euro. Nel palazzo sono stati ricavati spazi espositivi sia per ospitare la Pinacoteca che l'archivio storico, che assieme contano oltre 600 opere d'arte e numerosi antichi documenti, sia per accogliere mostre temporanee di artisti locali. È stato un gruppo di studenti e studentesse del Liceo Stellini di Udine che si sono prestati a far da ciceroni nella spiegazione delle opere esposte agli ospiti nella giornata di inaugurazione. La Pinacoteca della Fondazione sarà visitabile su prenotazione. Inoltre un'ampia sala conferenze dotata di tutte le più moderne tecnologie e in grado di ospitare incontri, dibattiti e presentazioni. L'inaugurazione è stata completata dalla benedizione dell'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato, dal tradizionale taglio del nastro 3, 2, 1, via! e dallo scoprimento della targa che intitola l'edificio a Bonaldo Stringer, oltre che alla famiglia Antonini, avvenuta la presenza di Alberto di Robilant, studioso di Stringer e suo erede.